Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò di una nuova parola che è airesis. Ogni bivio è un mito. Ci sono degli istanti che non fanno particolare rumore, eppure dividono una vita in un prima e in un dopo. Un corridoio di università, una stazione, un messaggio aperto e mai inviato, una domanda apparentemente anche semplice. Per esempio, adesso cosa faccio? È lì che nasce appunto la scelta. I greci avevano una parola potentissima per indicarla, che è airesis. Noi la tradurremmo come scelta, però in realtà il greco ci dice molto di più, nel senso che la parola deriva da un verbo che è aireo, o nella forma media aireomai, che significa prendere, afferrare e scegliere per sé. E già qui cambia tutto, perché per i greci scegliere non significa semplicemente preferire qualcosa, non è un confronto neutrale tra delle possibilità equivalenti, è molto di più, è un gesto radicale, significa effettivamente appropriarsi di una direzione, prenderla su di sé, assumersene il peso. Ogni scelta autentica modifica anche chi sceglie. Non è un caso, per esempio, che dalla stessa radice nasca anche una parola italiana molto particolare, ovvero eresia. All'inizio però airesis non indicava un errore religioso, indicava una corrente, una scuola, una posizione scelta consapevolmente. Cioè l'eretico originariamente era semplicemente colui che aveva preso una strada diversa. E forse non esiste un'immagine più chiara anche della paura che accompagna ogni vera scelta, perché scegliere significa sempre separarsi da qualcosa, da una sicurezza, da un'appartenenza, da un'altra possibilità di sé. Per questo i greci raccontano continuamente di bivi. Uno dei più celebri forse è quello di Eracle. Il racconto ci arriva soprattutto attraverso Senofonte, ma è diventato quasi un archetipo universale. In particolare Eracle era giovane, era un ragazzino, non era ancora l'eroe delle fatiche, non aveva ancora conquistato nulla e nel momento più fragile e decisivo deve capire che tipo di uomo deve diventare. Davanti a lui infatti compaiono due donne. Una gli promette il piacere immediato, la facilità, l'assenza di fatica, quindi una vita leggera, senza sforzo e senza dolore, mentre l'altra gli promette qualcosa di completamente diverso, cioè difficoltà, disciplina, lentezza, però anche costruzione di sé, significato, dignità. Quindi la cosa interessante è che il mito non è che giochi su un inganno, cioè nessuna delle due maschera la verità. Entrambe parlano con chiarezza, quindi Eracle vede perfettamente cosa comporti ciascuna strada. E questo è il punto, cioè la scelta non nasce dall'ignoranza, ma nasce dal coraggio, perché a volte sappiamo benissimo cosa dovremmo fare, ma scegliere quella strada chiaramente significa anche accettarne il prezzo. E infatti il mito di Eracle non parla di morale, ma della fatica necessaria per diventare se stessi. E questo ritorna continuamente nella cultura greca. Per esempio, pensiamo ad Achille, che vive davanti a sé una scelta quasi impossibile nell'Iliade, una vita lunga e anonima o una vita breve ma gloriosa. Chiaramente non può avere entrambe ed è questa la parte tragica di ogni vera scelta, cioè ogni volta che prendiamo qualcosa, allo stesso modo perdiamo qualcos'altro. I greci conoscevano molto bene anche un'altra parola legata a tutto questo, che è crisis. Ed è interessante perché oggi crisi per noi significa soprattutto crollo, emergenza, paura. Però il greco, crisis, deriva da un verbo che è crino e significa separare, distinguere e quindi poi decidere. Quindi la crisi originariamente non è il problema, ma è proprio il momento in cui bisogna scegliere. E quindi si vede la differenza con airesis, cioè la crisis è il punto di svolta, la airesis è la decisione che ne consegue. La crisi è il bivio, mentre la scelta è, la strada presa. E forse non a caso anche oggi viviamo continuamente dentro una sorta di crisi permanente, viviamo anche dentro un eccesso di possibilità. Pensiamo ai giovani.
Mai come oggi esistono così tante strade aperte, università diverse, lavori fluidi, identità mobili, possibilità di reinventarsi continuamente. Eppure questa apparente libertà spesso genera anche dell'angoscia, perché scegliere significa rinunciare e oggi siamo cresciuti nell'idea che rinunciare sia una sconfitta. Cerchiamo continuamente la scelta perfetta, il percorso perfetto, la vita perfetta, come se da qualche parte esistesse una decisione capace di eliminare ogni dubbio. Però i greci sapevano che non funziona così. La scelta autentica non elimina il rischio, lo attraversa. Ed è qui che il pensiero contemporaneo torna sorprendentemente vicino al mondo antico. Pensiamo ad un filosofo contemporaneo che è Bauman, il quale ha descritto la nostra società come liquida. Cioè tutto resta aperto, modificabile, reversibile, nulla è definitivo e proprio per questo diventa difficilissimo costruire qualcosa di stabile. Bauman osserva che oggi siamo spinti a tenere aperte tutte le possibilità il più a lungo possibile. Non scegliere troppo presto, non chiudere delle strade, non legarsi davvero. Però una vita in cui ogni possibilità resta aperta rischia di restare informe, perché la scelta vuol dire dare forma all'esistenza ed è impossibile non pensare a questo punto ad una poesia di Robert Frost che è La strada non presa. Due strade divergono in un bosco, il poeta si ferma, guarda entrambe, sa che non potrà percorrerle tutte e due e forse il cuore della poesia è proprio lì, nel dolore silenzioso delle strade non prese, perché ogni scelta crea una vita, ma contemporaneamente ne lascia morire infinite altre. Eppure non possiamo restare fermi nel bosco, prima o poi dobbiamo prendere una direzione. Forse diventare adulti significa proprio questo, cioè accettare che non esiste una vita senza rinunce, che non esiste una scelta senza una perdita e capire che alla fine siamo fatti molto più dalle strade che abbiamo scelto che da quelle che abbiamo soltanto immaginato. Grazie e ci vediamo al prossimo episodio.